Sarà una fondazione a gestire l'organizzazione e la gestione delle Olimpiadi Cortina Milano 2026, il via libera di regioni, comuni e CONI nel vertice di ieri a Milano, ma la deadline è serrata. Entro 5 mesi da fine giugno abbiamo necessità assoluta di dare vita alla società e di passare ovviamente in mano alla società al nuovo manager. I tempi stringono perché resta da sciogliere il nodo della legge olimpica che deve essere varata entro l'autunno e c'è preoccupazione nelle parole di Lorraine Berton, la numero 1 di Confindustria Belluno Dolomiti, incaricata di coordinare il tavolo nazionale sport e grandi eventi. Le priorità per noi sono capire cosa sta succedendo in questo caos politico di questi ultimi giorni, che deve assolutamente rimanere fuori dall'ingranaggio e dai meccanismi decisionali della Fondazione. Siamo ovviamente preoccupati. Anche per il via libera alla Fondazione serve l'avallo del governo che ancora non c'è. Nell'attesa è stata fissata per il prossimo 18 settembre una riunione a Milano per la valutazione dei candidati a manager secondo le tempistiche concordate con il CO e se dovesse servire si replicherà a Verona il 3 ottobre. È fondamentale che non si perda tempo sulle Olimpiadi perché ogni minuto è per noi prezioso e mi auguro e auspico che i parlamentari veneti e del nord siano tutti schierati a prescindere dal colore politico. L'importante, chiosa Berton, è che sulle Olimpiadi non ci siano giochi politici o elettorali. Bisogna essere istituzionali, pragmatici e operativi. Speriamo che questi giochi rimangano fuori dalle Olimpiadi perché è nell'interesse del Paese andare avanti e dimostrare che siamo comunque uniti e compatti.